Obbligo di mascherina all'aperto, si allunga l'elenco dei comuni che stanno adottando un'apposita ordinanza. Follina, dove il sindaco Mario Colette è positivo, e Casier l'hanno già fatto. Preganziola e Mogliano si sono allineati. A Preganziola abbiamo avuto quasi una decuplicazione dei casi nel giro di 15 giorni e quindi nell'occasione del mercatino natalizio e del mercato del giovedì, dove l'assembramento è non solo potenziale ma spesso realtà, abbiamo voluto imporre l'obbligo e l'utilizzo della mascherina anche laddove il distanziamento viene rispettato. Quindi una precauzione in più solo in quelle situazioni. È in vigore da domani, l'ho firmata quindi stamattina. In centro storico, nell'area pedonale, è obbligatorio indossare la mascherina. Sono previsti in questi giorni molte manifestazioni e quindi abbiamo pensato assolutamente di aderire all'iniziativa comune che è uscita settimana scorsa nel tavolo in prefettura. Anche Villorba annuncia che domani o al più tardi lunedì provvederà. Interverremo con un'ordinanza su mercati settimanali e luoghi di grande aggregazione con ordinanza, quindi mascherina obbligatoria all'aperto. Il capoluogo Treviso continua a monitorare la situazione, ma per ora aspetta a redigere una specifica ordinanza. Pare infatti che sul tema potrebbe intervenire da lunedì 13 dicembre la stessa regione, emanando un provvedimento valido sull'intero territorio, sempre che entro quella data il Veneto non passi in fascia gialla. A quel punto l'obbligo sarebbe automatico, come prevedono le norme nazionali.